canali DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Sì, stavo in ambulanza, via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Questa sera parliamo di Garlasco, è l'ultima puntata della stagione e siamo qui in compagnia con l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi insieme a Giada Bocellari. Benvenuto avvocato. Sì, buonasera a tutti. E con l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. Buonasera avvocato. Buonasera. Allora, ricordo un attimo 0292947222 per chi vuole intervenire o 340670969. Partiamo proprio da questa telefonata perché questa telefonata è del 13 agosto 2007, più o meno 13:50, è quella che poi fa partire delle indagini, diciamo in un certo senso molto mirate, perché Alberto Stasi da subito non viene creduto, viene ritenuto poco attendibile, bugiardo, si contraddice, eccetera eccetera. Il primo giudice però, per farla breve, lo assolve dopo uno strano abbreviato di 3 anni pregno di perizie, controperizie, eccetera eccetera. Lo assolve anche perché viene fatta una perizia sul computer e viene scoperto che insomma Alberto Stasi ha l'alibi nell'ora stabilita, all'ora della morte. Secondo, quindi l'appello conferma per insufficienza di prove di nuovo, ma poi tutto cambia e su richiesta anche della difesa Poggi, quindi l'avvocato Tizzoni, che ancora oggi è difensore di Poggi insieme all'avvocato Compagna, viene fatta una simulazione della camminata all'interno della casa, per cui viene stabilito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che era impossibile che lui non si sporcasse le scarpe di sangue se fosse davvero intervenuto alle 13:50 perché Chiara non rispondeva al telefono e quindi era impossibile. Dunque lui viene condannato, poi ve la faccio breve, 2015 in Cassazione definitivamente a 16 anni con rito abbreviato e senza aggravanti per l'omicidio di Chiara, per delle non tracce. Ora sono passati 10 anni e a distanza di 10 anni cosa succede? Tutto si riapre, ma attenzione come si riapre. Delle richieste di revisione vengono bocciate nel frattempo. Nel 2016 c'è una nuova inchiesta aperta e richiusa in poco tempo dall'allora procuratore di Pavia Mario Venditti, che mette al centro Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, perché appunto viene ritenuto che sulle unghie c'è l'aplotipo Y della sua famiglia, però vabbè, la cosa viene archiviata e oggi si ritorna con una nuova procura. Insomma, faccio il più veloce possibile ad una nuova indagine che sta riprendendo tutto e sta rifacendo tutto quello che non era stato fatto, con il procuratore Fabio Napoleone, prima a Milano, oggi a Pavia appunto, che dirige altri 3 aggiunti, che tra l'altro c'è, vabbè, insomma, Stefano Civardi, Giuliana Rizza e l'altro non me lo ricordo mai, però c'è un altro aggiunto. Allora, la domanda che io faccio ad entrambi, quindi in ordine o alfabetico come volete rispondete, è: vabbè, facciamo così, la facciamo prima all'avvocato di Stasi. Avvocato, perché Stasi è innocente? E la stessa domanda la faccio all'avvocato Lovati, che sostiene l'innocenza di Stasi.
Saluto i vostri ascoltatori e lo stimato collega Lovati. Buonasera. Guardi, Stasi è innocente perché non è mai stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza, perché l'indagine di Vigevano è una delle indagini peggiori della storia giudiziaria italiana. Quando dico peggiori la giustifico, non è una mia valutazione, è un'indagine piena di lacune, di errori, di non approfondimenti, di valutazioni piuttosto discutibili. Questo avrebbe dovuto accentuare il ragionevole dubbio, così non è stato, e mi lasci dire che questi indizi che hanno portato alla condanna di Stasi sono, per quanto ci riguarda ovviamente, piuttosto flebili. Finisco dicendo che diversa gente ha camminato in quella casa Sì. dopo l'omicidio della povera Chiara senza lasciare tracce, senza, avendo calpestato il sangue, avere tracce sotto le suole, compresi i carabinieri. Potrei andare avanti fino a dopodomani, ma non voglio togliere spazio all'amico No, ma Lovati. perché? No, Ci ricordi non gli voglio indizi? togliere Ci spazio. ricordi questi indizi così forti? Ma guardi, le posso dire la verità, Sì. glielo dico proprio con la massima sincerità, anche perché il collega Lovati mi ha sentito dire queste cose molte volte. Sì. Io sono abbastanza stanco, anche se è giusto farlo, voi siete una trasmissione che approfondisce molto, però veda, la telefonata, la camminata, sì, ci sono cose nella seconda indagine, secondo me, molto più serie, ma non è riferito, attenzione, non è riferito esclusivamente alla posizione dell'attuale indagato, cioè è riferito a ciò che sta emergendo e che non è stato fatto, perché se questo, faccio un esempio, visto che non coinvolge neanche l'odierno indagato, se la traccia di Ignoto 3, non voglio anticipare nulla, è uno spot, dovesse risultare non contaminata e non inquinata, questa traccia c'era 18 anni fa. Sì, Quindi certo. la cosa grave Sì. è questa traccia di DNA non attribuibile né a Stasi né a Sempio. Sì. Quindi questa roba si doveva fare 18 anni fa, non si poteva. Eppure, e ho concluso, vedo che coloro, ad esempio l'ex capitano Cassese, che ha svolto le indagini, è diventato un volto televisivo, partecipa alle trasmissioni, ma non gli ho ancora sentito dire ho sbagliato a fare questo, ho sbagliato a fare quello, quindi evidentemente ritiene di non aver sbagliato nulla. Avvocato Lovati, perché Stasi è innocente? Allora, Stasi è innocente per motivi diversi da quelli che ha enunciato il collega Antonio, che saluto molto affettuosamente, con cordialità, ma io differisco un attimo dalla sua ipotesi, dalla sua tesi, perché la mia tesi è differente. Cioè, secondo me, premesso che Stasi ha detto delle menzogne circa il ritrovamento del cadavere, questo mi sembra che sia ovvio e evidente a tutti, bisogna verificare se queste bugie che lui ha detto le ha dette per coprire se stesso, cioè per farla franca, oppure per coprire degli altri. E questa seconda ipotesi è quella che io ho scelto. Il racconto di Alberto Stasi sulla scoperta del cadavere, che noi abbiamo sentito pochi minuti fa, come registrazione da parte vostra, non è farina del suo sacco. Evidentemente non è farina del suo sacco, perché non è una bugia che può provenire da lui. Lui, Alberto, è una persona di un'intelligenza superiore alla media, è un laureato bocconiano, e quindi se avesse dovuto per fabbricarsi una bugia,
l'avrebbe sicuramente prefabbricato in modo migliore e tenendo conto di tutti i punti che avrebbero potuto tradirlo, eccetera. Invece questa qui, siccome non è una farina del suo sacco, ovviamente il risultato è quello che è. Lui si tradisce ad ogni piacere spinto e si capisce, anche un bambino dell'asilo capisce che dice una menzogna. Beh, ovviamente non avrebbe mai potuto dire queste cose per coprire se stesso, perché tanto invece sono quelle che l'hanno incastrato. Quindi cosa dobbiamo fare? Mi consente? Allora, no, Antonio, lasciami finire, perché sennò parli sempre te. No, prego, finisci. So che l'hai detto col sorriso sulle labbra. Sì, l'ho detto col sorriso sulle labbra. Lasciami finire. Allora, sì. Premesso questo, che si è trattato di una menzogna, no? Perché è una menzogna. Bisogna ricapitolare il tutto, nel senso che lui non poteva essere l'assassino, perché aveva un alibi di ferro quasi, nel senso che lui risulterebbe essere impegnato sul suo computer, mi sembra dalle 9:35 alle 2, sì. alle 1:30. All'una, sì. Quindi poteva essere lui. Allora, secondo la ricostruzione dell'accusa della Corte di Cassazione, che fa tutto un ragionamento ardigogolato, lui avrebbe compiuto l'assassinio, poi sarebbe ritornato a casa, avrebbe acceso il computer per costituirsi l'alibi, avrebbe buttato via le scarpe, gli altri vestiti insanguinati, l'arma del delitto, e questa è la ricostruzione che fa la Corte di Cassazione, ma non, cioè cose dell'altro mondo. Sì, in 24 minuti, perché colloca dalle 9:12. 23. Mandrake. 24 minuti. Allora, dunque, detto questo, allora, secondo il mio modestissimo parere, per carità, siccome la bugia è una spina bifida, perché non è che la bugia è sinonimo di colpevolezza, non è che uno dice una bugia e allora è colpevole. Secondo me no, anzi, tutta la letteratura giuridica, giurisprudenziale lo evidenzia, la bugia non è sinonimo di colpevolezza, è qualcosa che deve essere interpretato, nel senso che può essere diretta a coprire se stesso, oppure può essere diretta, come in questo caso, a coprire degli altri che te l'hanno inculcata. Te l'hanno inculcata, secondo me, sotto minaccia di morte. Praticamente gli hanno detto, visto che c'era il tempo, perché dalle 9:20 non so, fino alla 9:36. Alla scoperta del cadavere, i mandanti avrebbero potuto andarlo a trovare e minacciarlo di morte. Ecco, in un canto l'avrebbero minacciato di morte e nell'altro gli avrebbero garantito l'impunità. Avvocato De Renzi. Cosa che è avvenuta fino al 2013. Perché lui, ricordiamoci che è stato assolto in primo grado e in secondo grado. Sì. Quindi fino al 2013 Stasi era innocente. Dopo la difesa Poggi riuscì a fare autorizzare dalla Corte di Cassazione la perizia sulla camminata, e questo l'ha cascorato, perché alla luce di tutto la prova regina della colpevolezza di Stato, secondo la Cassazione, è la camminata. Se lui non è mai entrato in quella casa, io dico non è mai entrato in quella casa. Allora, una delle prime cose che ho imparato quando ho cominciato a fare l'avvocato è ragionare semplice.
dei ragionamenti semplici sono quelli che valgono, non sono quelli arzigogolati. Allora, per capire chi è il ladro dei polli, bisogna vedere le scarpe di chi, se avere le scarpe corte o le scarpe pulite. Tutto questo. Avvocato De Rensis. Sì, volevo fare un'aggiunta prendendo spunto dalle parole del collega e premettendo che non sono in contrapposizione, anche perché mi permetta di dire che il collega Lovati, la collega Taccia, la collega Boccellari e ritengo anche il sottoscritto cerchiamo di dimostrare tutti i giorni come si possa essere contrapposti professionalmente, avendo però grande rispetto per il professionista che si ha di fronte, ma questo sono stato preciso in questo istante nelle mie argomentazioni. Ecco. Fatta questa piccola premessa, volevo dire, sono d'accordo con Massimo quando dice che Alberto, laureato 110 lode della Bocconi, anche se il voto di laurea non è sinonimo sempre di intelligenza, è un ragazzo molto intelligente. Proprio per questo faccio fare due considerazioni che ho sentito svolgere poche volte. La prima, sappiamo che l'esperimento giudiziale condotto dal giudice Vitelli ha dimostrato che Alberto, telefonando dal punto in cui si trovava davanti alla casa, avrebbe sentito distintamente lo squillo del telefono di casa e lo squillo del telefonino di Chiara, perché è stato provato. Quindi, che motivo aveva di entrare? Se lui fosse stato il freddo calcolatore intelligente assassino, arrivava davanti, faceva un po' di squilli, chiamava i soccorsi, entrava con loro e i giochi erano finiti, anche perché mi sembra che tutti possiamo dire che chi ha lasciato Chiara sapeva certamente, avendola purtroppo massacrata, che la ragazza era morta. Seconda considerazione, noi pensiamo, l'ipotesi accusatoria dice che esiste questo litigio di notte per questo motivo terribile, per cui Alberto medita nelle ore notturne di uccidere Chiara. Bene, noi pensiamo che a seguito di questo litigio furibondo che porta alla decisione di uccidere, Chiara avrebbe aperto "prego entra", forse gli avrebbe parlato dal cancello: "Che cosa vuoi ancora? Ti ho detto tutto, non mi scocciare più, adesso racconterò ciò che ho scoperto". Cioè, ecco, quindi questa ricostruzione di questa notte che porta all'idea di un omicidio e poi alla mattina che la povera Chiara apre come se nulla fosse a colui che va proprio per ucciderla, chiedo ai vostri ascoltatori quale logica abbia. Non ha molta logica, ma visto che adesso diciamo non sappiamo niente perché è secretata, poi il procuratore Napoleone giusto è anche intervenuto un po' bacchettando certi consulenti, certi anche opinionisti, certa gente che mette in bocca alla procura delle cose che non ha mai detto, che non ha mai fatto. A parte questo, che voglio dire io, secondo me ha fatto benissimo, ma a parte questo, sì, l'ipotesi è sicuramente, perché nel capo di incolpazione, giustamente anche l'avvocato Lovati lo ricorda sempre, che l'indagato attuale Sempio abbia potuto agire in concorso con altri, tra parentesi Stasi, perché Stasi è stato condannato. Avvocato De Rensis prima e avvocato Lovati poi. Voi cosa pensate della possibilità, insomma, di questa ipotesi del concorso, che finora dal punto di vista scientifico dobbiamo ancora attendere come verrà dimostrata, perché non abbiamo ancora le risultanze, le avremo il 24 ottobre, diciamocela tutta adesso, perché la verità è questa: tutto quello che viene detto non corrisponde a niente di quello che probabilmente è la verità, perché la sapremo, noi la possiamo sapere solo il 24 ottobre. Questo che sia ben chiaro, lo dico ai miei colleghi. Allora, senza entrare in noiosi tecnicismi, magari essendo anche breve per darvi l'opportunità di fare più domande. Allora, indipendentemente dalla posizione di Sempio,
nei confronti del quale, pur avendo le mie idee, devo necessariamente esercitare un'attività garantista, Certo. perché sono avvocato di Stasi, ma un avvocato deve essere comunque, a prescindere, garantista, non deve essere un pubblico ministero 2, non deve essere mai un pubblico ministero 2. Mhm. Detto ecco, l'ho sottolineato due Ci siamo volte. capiti. Detto questo, ho sottolineato. Sì. Detto questo, voglio dire che, indipendentemente dalla posizione di Sempio, io sono convinto, per mie valutazioni personali che tengo per me, che sulla scena vi fossero più persone. Il problema qual è? Che quando qualcuno, per fortuna pochi, analizzano questa ipotesi, collocano per forza 3 persone o 2 sulle scale, per forza 3 persone o 2 vicino al telefono. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Certo. Le persone possono avere ruoli Sì. e attività diverse. Ci può anche essere uno dei componenti che magari è rimasto scioccato ed è rimasto a 2 metri dalla porta d'ingresso, perché io non credo assolutamente che l'aggressione sia avvenuta appena la porta di casa si è aperta. Io credo in una dinamica diversa. Finisco dicendo che, per fortuna, i RIS di Cagliari, che sono i numeri 1 in Italia, sperando che qualcuno non ci venga a dire che i RIS di Cagliari hanno confuso una cosa per un'altra, come è avvenuto per l'impronta 33, che, per l'amor di Dio, dobbiamo aspettare venga attribuita definitivamente a Sempio, perché parliamo di consulenze di passe, però i RIS di Cagliari potranno, con la nuova BPA, forse riscrivere anche una dinamica diversa, e quindi questa dinamica diversa potrebbe anche portare alla collocazione, sempre secondo una valutazione di parte, seppur molto qualificata, alla presenza di più persone. Quindi, ripeto, ben vengano tutti gli accertamenti possibili, immaginabili, nell'interesse di tutti, nell'interesse della povera Chiara, nell'interesse di Alberto e nell'interesse di Sempio. Sì, avvocato Lovati. Allora. Ecco, sì. Su questo problema anche qui non condivido il pensiero del mio collega, perché per me l'ipotesi del concorso è da scartare a priori, e per questo semplice fatto che dal fatto omicidiario non risulta il concorso, anzi risulta un'impronta di piede unica che fa propendere per l'ipotesi dell'omicidio volontario di una persona. Questo hanno ritenuto per 7 anni le sentenze di primo, secondo, terzo grado, Cassazione, eccetera. Questo hanno ritenuto le indagini del 2017, che sono state accese, promosse contro il mio assistito, poi archiviate. Secondo è lui che l'avrebbe uccisa, no? E quindi non vedo come possa profilarsi questa ipotesi. Allora, io accenno sempre un vecchio brocardo latino: dabo mihi ius, dabo tibi, dabo mihi, scusatemi, factum, dabo. La traduca, quasi quasi è meglio. Vabbè, in pratica la traduzione è questa: datemi il fatto, vi darò il diritto. Oh, ok. Allora, il fatto è congelato su questa problematica, che c'è un'impronta sola di piede. Però sta storia delle impronte è sempre un po' molto controversa su questa scena del crimine. È molto controversa. Sentite, dobbiamo fare 1 minuto di pubblicità, vi prego, non ve ne andate. 1 minuto. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Quest'isola era il laboratorio di ricerca del Jurassic Park originale. Siamo venuti in un posto che non è per noi. Che diavolo sono quelli? Spinosauri. Difendono il territorio, ti seguono, cacciano. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey. I peggiori dei peggiori li hanno lasciati qui. Jurassic World, la rinascita, dal 2 luglio al cinema. 4 diversissime sorelle. Ciao amici follower di Tutto il più bello Contessa. Un simpatico pinguino. Mi è sembrato di vedere uno dei 3 pinguini ballare così. Un'avventura straordinaria. Vogliono spedire Paul all'estero. Dobbiamo portarlo subito al sicuro. Paul, un pinguino da salvare. Dal 10 luglio solo al cinema. Superman, l'essere più potente sul pianeta Terra. Ti distruggerò. Buona fortuna! Krypton! Hai portato quel cane, perché? Superman, dal 9 luglio al cinema. Una stella cadente. È tua la scelta. Siamo sempre stati dalla parte giusta, fratello. Non hai idea di che cosa ti aspetta. Devi fidarti di me. Il cinema è di nuovo in festa. Scopri di più su cinemainfesta.it. E per i film italiani ed europei, la promozione continua fino a settembre. Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia. Che spettacolo l'estate al cinema! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati, stiamo parlando di Garlasco con l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Stasi, e con l'avvocato Massimo Lovati, difensore di Sempio, di Andrea Sempio. Sì. Volevo correggermi la dizione giusta del Brocardo. Va bene. Da Michi Factum, quindi dai a me il fatto, sì. Da motivi più. Ti darò. Cioè, darò a te il diritto. Quindi diciamo, la qualificazione del fatto è importantissima, perché da lì bisogna che scaturisca tutto il resto. E qui è un fatto tipicamente omicidiario di una persona sola, perché c'è un impronta solo. Vedremo. Avvocato De Rensis, No, mi lasci concludere. Sì. Al di là di questo, devo rilevare come l'ipotesi del concorso, che ripeto, è sorta solo adesso, dopo 18 anni, dopo 18 anni dall'evento omicidiario, è sorta esclusivamente come simulazione giuridica, perché la Procura della Repubblica di Pavia non avrebbe potuto riaprire un'indagine perché c'è una sentenza passata in giudicato e c'è un decreto di archiviazione contro Sempio Andrea del 2017 giudicato perché non è mai stato esposto. Quindi come avrebbero potuto loro riaprire un'indagine? Dovevano ovviamente aggiungere qualcosa di ex novo, che è questa ipotesi di concorso, secondo me, completamente assurda nel modo più assoluto, e che io non condivido e non potrò mai condividere. Questo è il punto, cioè è l'origine delle indagini che mi fa specie. Non so se sono stato compreso. Sì, è una questione che sembra tecnica, ma in realtà non è tecnica. Non è sostanziale. È sostanziale, sì. Avvocato Lovati, prima riguardo alle impronte, lei ha detto vedremo, quindi
forse c'è qualche sorpresa sulle impronte. Comunque, diciamo, quanto, non possiamo ovviamente dire niente, quanto in questa indagine conteranno secondo lei, cioè alla fine quando si chiuderà e eventualmente o si chiederà l'archiviazione o un rinvio a giudizio, quanto di queste indagini conteranno le prove scientifiche e quanto invece il lavoro sulle carte vecchie e poi tutta la parte dell'investigazione sul campo che io so essere molto molto attiva? L'indagine di scientifica ha già rivelato la propria insufficienza a provare qualcosa di positivo o di comunque nuovo, assolutamente. No? Non c'è niente, non ci sarà niente. Le indagini tradizionali io non le conosco, per cui sto alla finestra a vedere quando la Procura della Repubblica evidenzierà qualche fatto negativo per il mio assistito. Nel frattempo io voglio ricordare a voi innanzitutto, ma anche alla Procura della Repubblica di Pavia, le parole del ministro Nordio, che praticamente fra le righe ha suggerito chiudetela. Avvocato De Rensis. Siete già andati oltre. Nordio ha invitato la Procura della Repubblica di Pavia a chiedere l'archiviazione. Avvocato De Rensis? Allora, io lo dico con simpatia, perché ovviamente bisogna anche cercare, seppure parliamo di una tragedia, di quando si può drammatizzare. Quando il ministro ha detto queste cose io ero forse in volo su un altro pianeta, perché non le ho mai sentite né percepite. Sarebbe, a mio modesto avviso, gravissimo, inconcepibile se un ministro mettesse, e non è successo, il timer a una Procura della Repubblica. Io credo che, non mi riferisco adesso al collega, mi riferisco in generale, io credo che non esista nella nostra storia giudiziaria un'indagine che non sia stata svolta ovviamente a carico di politici, perché quando ci sono di mezzi politici si scatenano polemiche strumentali proprio perché fanno parte della politica. Non ricordo una indagine di cronaca giudiziaria che sia stata così ferocemente attaccata preventivamente, al limite del dileggio, perché alcune affermazioni presuppongono che qualche consulente non capisca nulla di quelli consultati dalla Procura, non capisca nulla di ciò che sta facendo. Io invece credo che siano interessate a questa indagine le punte di diamante nei nostri vari settori. Veda, ci sono 4 pubblici ministeri, prima lei non si ricordava il nome della dottoressa De Stefano. Ecco, De Stefano, perché la confondevo con De Stefano, quello delle... Esatto, veda, può accadere, perché l'essere umano non è perfetto, può accadere che un pubblico ministero possa eventualmente perseguire una propria idea. Qui sono 4 e non credo che abbiano un'unica testa, un unico cuore, un'unica anima. Io penso che 4 pubblici ministeri, se fanno le stesse indagini, è perché evidentemente in 4 ritengono che si debbano fare. C'è quello che unanimemente è stato considerato il genetista, la punta di diamante della genetica, e che tuttora è incaricato in indagini di rilevanza incredibile, come ad esempio l'indagine adesso sulla morte del presidente della regione Sicilia, Mattarella, fratello del nostro amatissimo Presidente della Repubblica. I carabinieri di Moscova, che sono unanimemente riconosciuti l'eccellenza delle indagini investigative, come i RIS di Cagliari, che sono adesso il top per quanto riguarda la BTA. Ora,
come è possibile a prioristicamente pensare che tutte queste persone che hanno messo la faccia, la loro professionalità, le loro carriere sul fuoco possano averlo fatto perché innamorati di un'idea? Noi diamo per scontato delle ricostruzioni che derivano da una delle peggiori indagini della storia giudiziaria italiana. Indagini dove sono state cancellate le impronte dell'assassino poche ore dopo il rinvenimento della povera Chiara. Indagini dove si è detto che Stasi avrebbe quasi fatto la doccia dentro il lavandino, che ha pulito tutto accuratamente, e poi si trovano 4 capelli neri lunghi che nessuno ha repertato, e potrei andare avanti fino a dopodomani mattina. Allora, non dimentichiamo gli interrogatori ce ne in sono 2000, contemporanea. no, su quello poi non voglio neanche L'ultima entrare. Ce ne sono news. 2000. L'ultima news. Ce ne sono 2000. Allora, io che cosa dico? Noi tutti dobbiamo usare lo stesso metro. Quindi, se uno scrive A senza l'accento, non conosce l'italiano, ma deve essere così per tutti. Invece qui l'indagine di Vigevano sono stati erorucci, dimenticanze, e invece su questa indagine, prima ancora di sapere che cosa evidenzierà, il massacro da parte di qualche opinionista. Credetemi, io penso che nessuno sia infallibile, quindi anche chi indaga ora non è infallibile, ma questo silenzio a fronte di critiche ingenerose e chi sta lavorando mi dà invece la speranza che questa volta si possa arrivare a delle risultanze basate su indagini un pochino più cementate rispetto a quelle del 2007. Questo è l'unica cosa che io vorrei venisse esercitato unanimemente. Dopo uno può dire Stasi è colpevole, sempre innocente, questi non andranno da nessuna parte. Bene, però diamo il beneficio della fiducia, perché si è, da parte, devo dire per fortuna di pochi, si è scatenata nei confronti della procura si è scatenato un atteggiamento che è assolutamente non tollerabile. Cioè, io sento da qualcuno che ci dicano che cos'hanno, ma che ci dicano... Non possono dirlo, chi sei tu perché ti venga detto dalla procura che indagini stanno facendo? Adesso vediamo dove andranno. Si sono innamorati di un'idea. Ecco, questo vuol dire rispettare la magistratura. Finisco dicendo, non è vero che comunque vada sarà un fallimento. No, perché i cittadini invece devono trarre, come trago io, la speranza che c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di mettere in discussione il lavoro precedentemente svolto da altri, perché per svolgere il ruolo di magistrato, e veramente ho finito, ci vuole coraggio. Senza coraggio non si può fare il magistrato. Sì, infatti Civardi ha bacchettato, adesso non vi dico le parole esatte, però è stato molto molto tranchant nei confronti della parte civile che ha chiesto l'incidente probatorio sull'impronta 33, spiegando che hanno loro come procura dicono che non c'è necessità di fare questo incidente probatorio sull'impronta 33, primo perché è ripetibile, secondo perché però per altre motivazioni, tra cui proprio si fa riferimento al dilegio che viene fatto, cioè dalla parte civile dell'indagine, quando si dice che ci sono state fughe di notizie. Dottoressa, vi assicuro io non ho che non è vero, perché io faccio la giornalista e io non ho dato attribuzioni e io leggevo il in linea comunicato di generale, Civardi, io non ho detto che lo fa l'uno, lo fa l'altro. Io però ho sentito un giornalista dire in televisione che ci dicano che cos'hanno, ma che ci dicano a chi? Ma le indagini preliminari
hanno delle Possono non dire fondamenta, niente. tra le quali il fatto che fanno le indagini senza dire niente a Certo, nessuno. certo. Cioè non è che il procuratore Napoleone No. ogni cosa che scopre deve chiamare questo giornalista e dirgli guarda, no. oggi ho scoperto questo, Magari. adesso vado a fare questo. Magari. Cioè, Lo dico da ecco, giornalista io. Avvocato, Quindi sì, bisogna recuperare ecco. il rispetto per la magistratura, non solo per la magistratura che ci dà ragione, per tutta la magistratura. E quando si evidenziano degli errori lo si deve fare a ragion veduta, cioè io parlo dei capelli nel lavandino perché è un dato di fatto, Sì. non è un'ipotesi. Una Qui fotografia. invece il fatto che Ignoto 3 esista o non esista, c'è già chi dice che è contaminazione. Ecco, Aspettiamo. a questo Andiamo a vedere. proposito, se vi fa piacere, io volevo poi dopo in chiusura, proprio gli ultimi 3 minuti, chiamare una biologa, microbiologa, insomma, con un sacco di master all'estero, che proprio ci poteva spiegare se ricordo riusciamo. a me stesso, perché il collega lo sa bene, Sì. ricordo a me stesso che la contaminazione Sì. va provata. Sì, certo. Cioè, Certo. capito? Certo. Ecco, cioè, quindi bisogna Certo. provare che Sì. vi è stata la Certo. contaminazione. C'è un DNA, il DNA è il mio? Bene, sono io che devo provare che questo DNA è stato contaminato. Sì. Quindi c'è un ignoto 3 che non è né Sempio né Stasi? Bene, si arriverà a dire che l'ignoto 3 sono io e l'avvocato Lovati e chiunque? Bene, dopo ci sarà qualcuno che deve provare che c'è stata la contaminazione. Sì, sì. Cioè, ecco, No, perché ci sono funziona stati così. dei casi in cui ricordiamo, Perché qui la insomma, dei casi contaminazione che viene fatta passare come una cosa normale. No, non è così, abbastanza sarebbe grave se ci fosse stata, Quindi cerchiamo di avere un po' di fiducia e di essere un po' meno severi, soprattutto chi non lo è stato nella meravigliosa indagine del 2007, che purtroppo però di meraviglioso non ho avuto niente perché è piena di errori. E guardi, glielo dico, perché questi errori sono la seconda causa del dolore che segue questa vicenda, perché la povera famiglia di Chiara, nei confronti della quale io sempre avrò rispetto e non mi permetterò mai di commentare una loro sillaba, la famiglia di Chiara soffre in primis per l'azione mostruosa dell'assassino che ad oggi per la giustizia italiana è Stasi, ma subito dopo anche per tutti gli errori che sono stati fatti, che hanno fatto protrarre questa vicenda per un sacco di tempo e probabilmente potrebbero anche vedere riscritta una pagina diversa. sarebbe Quindi dolorosissimo, bisognerebbe che gli autori di questi errori qualche volta dicessero abbiamo sbagliato. Non forse potevamo di fare diversamente. No, tu i capelli li dovevi repertare, il pigiamino non lo dovevi voltare e tante altre cose. Non forse si poteva fare diversamente. Quindi cerchiamo di essere meno severi con le persone che stanno indagando con grande impegno. Poi avranno sbagliato? Lo si vedrà alla fine, ma non ogni volta che succede qualcosa una pioggia di critiche aprioristiche da parte, per fortuna, di pochi, perché guardi che il sentimento popolare, il sentimento nostro di persone che vivono la strada di fiducia, diciamo, è abbastanza delineato, perché le persone si sono rese conto che questa roba può capitare a chiunque. Ecco il motivo per cui dico ben venga questo modo di agire, queste indagini a 360 gradi che non lasciano nulla di intentato. Ecco, l'avvocato Lovati non è proprio del tutto d'accordo, perché è giusto che sia così. Che dice, perché avvocato? Lui merita la medesima, cioè lui è una parte come lo sono io, non è che io sono il Vangelo e lui no, viceversa. No, volevo chiedere a lui cosa ne pensava, insomma. D'accordo, ma la mia domanda è perché 18 anni dopo? Perché? È qui che questa è una bella domanda. È qui che casca l'asino. È qui che casca Ve lo dico io il perché. Ok. Perché fra 1 anno e mezzo Stasi riacquista la libertà e le promesse vanno mantenute.
Mi avete capito? Io qui non ti seguo, Massimo. Buon intenditore, poche parole. Le promesse vengono mantenute. Io non so a cosa fai riferimento, anzi specificalo, perché io qui non ti seguo, non riesco a seguirti. Non riesci? Va bene. Sì, però avvocato Lovati, cioè ho capito a cosa si riferisce, però voglio dire, ma nel caso in cui tra 1 anno e mezzo, ok, Stasi esce, vabbè, la promessa è stata mantenuta, però a parte che si è fatto 12 anni di carcere, che non è il massimo, ma No, la promessa poi... non è stata mantenuta. La promessa garantiva l'impunità, non è stata mantenuta. E quindi lo devono far fuori quando esce, secondo lei? Quando non si mantengono le promesse, spunta l'ombra del ricatto, indubbiamente, inequivocabilmente, e così da quando il mondo è mondo. Tutto qua. Ma in tutto ciò il suo assistito, poverino, metti che... cioè, lei cosa si aspetta dalla fine di questa inchiesta? Mettiamo che finisce male per lui? Il mio assistito è stato messo in mezzo a questa inchiesta assurda, già archiviata nel 2017 ed oggi riproposta per gli stessi motivi assurdi del 2017, uguali, identici. Beh, uguali identici non lo so, Dottoressa, perché io vi devo sì, lasciare. l'avvocato De Renzi ci deve lasciare. La salutiamo, avvocato. Però promesso che ci rivediamo, ci risentiamo, dai. No, io assolutamente, guardi, facciamo un'altra 3 minuti puntata se più... vuole, sì. se vuole fare il contributo con la genetista che mi interessa, però proprio 3 minuti, chiedo scusa a tutti. Sì, avvocato Lovati, le dispiace se chiamiamo la dottoressa Carolina Sellitto, perché le chiediamo proprio brevemente un commento sulla parte genetica proprio. Certo. Prego, chiamiamola e ci spiegherà perché è importante, perché sono importanti queste tracce. Allora, l'avvocato Lovati diceva giustamente è stato ritirato dentro per gli stessi motivi. Il primo motivo per cui è ricominciata questa, cioè è stata riaperta l'indagine su Sempio, è perché secondo delle nuove consulenze, tra cui in particolare quella del professor Previdere, che è consulente della procura, quelle tracce di aplotipo Y riferibili per la procura a Sempio sulle unghie sono comparabili, cioè tutto da qui deriva, no? Quindi da una questione puramente genetica, diciamo, in un certo senso. Eccoci, dottoressa Sellitto, ci sente? No, non ci sente. Avvocato Lovati, ecco, rispetto a questo lei... Ma è caduta la linea dell'avvocato? È caduta la linea dell'avvocato, mannaggia. Allora, abbiamo anche la dottoressa Barbara Fabbroni, che è psicologa e criminologa. Buonasera. Buonasera dottoressa Marinaro, Ecco, grazie per questo abbiamo invito. cercato di far incastrare tutti, è difficilissimo, però faremo un'altra puntata, perché volevo brevemente una brevissima valutazione da lei di tutto. Beh, guardi, io da quando ho iniziato a studiare questo caso, l'unica idea che ho portato sempre avanti è che il dottor Stasi fosse davvero e sia davvero innocente, anche perché se noi andiamo a vedere tutto ci rendiamo conto che il tutto non è stato fatto al di là di ogni ragionevole dubbio, e quello che emerge sono le infinite incongruenze, gli infiniti errori, e possiamo davvero stare qui a fare una narrazione molto più ampia. Lei ha iniziato con la telefonata. Da psicoterapeuta le dico che se io vado a leggere quella telefonata, e quindi non conosco innanzitutto il dottor Stasi, mi sono fatta un'idea da quello che ho letto, ma da quella telefonata quello che si evince è una persona che in quel momento sta reagendo a un trauma, a una visione di una situazione drammatica, e lui reagisce per quello che è la sua modalità di rispondere a questi traumi, ed è congruo e coerente rispetto alla sua modalità di essere nel mondo. Quindi tutte le narrazioni che sono state fatte dal mio punto di vista non prendono in esame di fatto
un individuo, una persona come il dottor Stasi, che ha una modalità molto introiettiva di vivere un'esperienza così traumatica. La cosa che lui ha fatto è chiedere immediatamente aiuto, e lo ha fatto, però dobbiamo sempre ricordare di ciò che ha visto. Quindi ha visto una persona, la persona di cui lui era innamorato, in quella situazione, e questo è un trauma per cui lui ha reagito e ha chiesto aiuto. Poi da qui sono state fatte 1000 più narrazioni, però se io devo proprio fare il mio lavoro, questo emerge. Poi è stata tutta una vicenda, e lo sappiamo, insomma, ne stiamo parlando da tanto tempo, e anche oggi i suoi ospiti ne hanno parlato. È chiaro che si evidenziano veramente le incongruenze, le cose che non tornano, cioè l'impianto accusatorio è stato fatto su indizi che si stanno, e sono stati anche all'epoca, sono naufragati veramente in un mare di inconsapevolezza, anche perché poi di fatto il dato reale è tutt'altro. Basta pensare ai 23 minuti. Io ho sempre detto anche nelle varie trasmissioni televisive, noi abbiamo un Superman, perché il dottor Stasi, scusate, in 23 minuti ha fatto una cosa. Prego. Sì, no, siamo d'accordo. Allora, guardi, facciamo così: io do appuntamento a tutti a fine agosto, facciamo una nuova puntata. Adesso, grazie dottoressa Fabrone, è molto interessante quello che ha detto, perché spesso non si prende molto in considerazione, ma anche proprio nel processo italiano, il profilo, no? Non si fa il profilo di fatto, però forse sarebbe necessario, ma sicuramente ne riparleremo. Intanto facciamo, ecco, la dottoressa Sellitto, la stavamo aspettando. Buonasera Abbiamo a tutti. pochissimi minuti, ma so che in pochissimi minuti lei ci può spiegare perché queste tracce, così come sono oggi, dell'aplotipo Y intorno alle unghie e del e questo ignoto 3 nel cavo orale, possono essere così importanti. Allora, per quel che riguarda le unghie, proprio per la zona in cui si trovano, perché le mani sono, diciamo, oggetti del corpo attraverso i quali noi facciamo tante cose e prendiamo contatto con l'esterno. Quindi è un evento troppo raro quello che negli ultimi ore di vita di Chiara si fosse soffermato proprio del DNA di Stasi. Quindi l'idea più logica, e come dice anche l'avvocato Lovati, più semplice, è proprio quella di pensare che evidentemente negli ultimi momenti di morte ci fosse lui lì. Ma non c'è. Stasi non c'è. C'è Sempio. Ecco, ok. Quindi mi sono sbagliata. Quindi che Sempio fosse lì, perché è proprio inverosimile per il luogo in cui si trova il DNA pensare che possa essere venuto a contatto proprio con quel DNA che rare volte era stato a casa, insomma, della vittima. È proprio un'ipotesi così rarefatta che mi meraviglio che qualcuno la ritenga possibile. Quindi questo del DNA, ad esempio, sotto le unghie lo abbiamo sistemato. Adesso veniamo alla gola. È ovvio che nella gola deve essere DNA molto recente, nella bocca, perché il cavo orale non trattiene il DNA, in quanto i muscoli sono abituati alla declutazione e quindi buttano tutto giù nel corpo, declutiscono, a parte gli enzimi che ci sono, anche i batteri, eccetera. Quindi se il DNA di ignoto 3 è stato prelevato e non è inquinamento dovuto a altro personale che tutto sapeva fare fuorché stare in una scena del delitto, perché lo dobbiamo dire. Eppure in una sala settoria a questo punto. In una sala settoria. Ma in che modo? Ma hanno studiato prima di vedere come si fa un tampone o come si considera, insomma, un evento drammatico come un omicidio? Ecco, questa domanda pure ce la dobbiamo fare. Allora anche l'ignoto 3 diventa molto ma molto importante. Invece viene un po' sottovalutato, diciamo la verità, da alcuni, da quelli che non credono in queste indagini. Il strano è che viene sottovalutato solo da una determinata parte.
Sì. E questo ci deve far pensare Sì. Sì. che quindi c'è un difetto. Sì. Grazie dottoressa Sellitto, anche a lei do l'appuntamento a fine agosto per È un una nuova piacere, puntata dottoressa. su Va Garlasco un po' più, e adesso richiamiamo l'avvocato De Rensis così lo salutiamo, perché e anche l'avvocato Lovati dovremmo risalutare perché mi è sparito. Non ho sentito il contributo della genetista, comunque ci tenevo a salutare i vostri ascoltatori. Lo risentirà, avvocato, perché può risentirlo. Sì. Ma in ogni caso lo apprezzo a prescindere, perché il lavoro delle persone svolto con obiettività, che sia contrario, che sia favorevole, va sempre apprezzato. Vi ringrazio per questo spazio, saluto i vostri gentili ascoltatori, saluto lei, saluto il collega Lovati e rinnovo nel congedarmi da voi anche l'invito al rispetto di questa indagine, che non vuol dire condivisione, perché uno può non condividere o condividere, però usare terminologie troppo forti, troppo dure, credo che faccia male a tutti, perché non c'è un'indagine che va rispettata di più o di meno. Poi, alla fine, come abbiamo fatto per quella di Vigevano, si possono dare giudizi, ma alla fine, quindi arriverà il momento in cui potremo giudicare questo. Vi ringrazio ancora per lo spazio e mando un caro saluto a tutti, soprattutto ai vostri ascoltatori. E alla prossima. E anche l'avvocato Lovati, non so se ha sentito un po'. Sì, io saluto cordialmente l'avvocato De Rensis, che considero anche a me vicino, abbiamo un feeling che dobbiamo coltivare, però io dico la verità, a me piace dire la verità. Certo. Con questa affermazione saluto e noi l'apprezziamo tutti e anche ringrazio per l'ospitalità. Grazie avvocato, grazie, alla prossima, grazie mille. Grazie a tutti, ci potete riascoltare in differita, diciamo domenica sera alle 21, poi sempre quando volete su www.radiolibertà.net. Grazie a tutti quanti, a Donatella Donorio in regia per tutto quello che ha fatto in tutti questi mesi insieme. Io tornerò dopo le vacanze, perché anch'io adesso, cioè in realtà non vado proprio in vacanza, perché continuate a seguirmi, perché su Garlasco ci sarò sempre, però proprio magari una settimanina sparirò dai radar. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club,